Già la dedicazione della chiesa parrocchiale a San Matteo, uno degli evangelisti, è indicazione dell'antichità della sua fondazione che si perde nelle pieghe dell'Alto Medioevo, ipotizzandone l'esistenza fin dal VII-VIII secolo, quale espansione dalla pieve serravallese di Sant'Andrea di Bigonzo. La sua storia documentata si avvia dal 300 e con lo scorrere dei secoli diviene sempre più precisata e descritta, sia dal punto di vista della vita religiosa che architettonica. Ricordiamo che nel 1537 diventa parrocchia, emancipandosi dall'antica chiesa matrice, e che numerose sono le tappe della sua edificazione, conclusasi nel 1954. Esiste anche un edificio di culto molto recente, voluto dalla comunità. Si tratta della chiesetta della Madonna della Neve, eretta in località Lama delle Crode. Sorge a 650 metri sul livello del mare sopra l'abitato di Revine. Venne consacrata nel 1981 e ricorda la miracolosa nevicata avvenuta sull'Esquilino alla metà del IV secolo, da cui prese vita l'edificazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. A Revine è presente un altro particolarissimo luogo di culto, il santuario di San Francesco di Paola, che sorge sul Col Silver, alle pendici del Monte Frascone. Se osserviamo la sua posizione lo riconosciamo come parte di un sistema di 3 santuari. Da est a ovest incontriamo il santuario di Sant'Augusta, questo di Revine, e quello più occidentale della Madonna del Carmine a Miane. Segni imprescindibili per la storia religiosa del territorio, evidenti punti di riferimento geografico che hanno sostituito antichi fortilizi che punteggiavano i fianchi della montagna. La costruzione di questo luogo di culto si deve a Don Giovanni Domenico Cumano, che fu parroco di Revine tra il 1676 e il 1719 e che ha lasciato un minuzioso resoconto dell'edificazione di questa cappella privata, della storia degli arredi, delle decorazioni della chiesa e dell'appartamento annesso, la sua residenza. Un'impresa che lo ha impegnato dal 1677 al 1702, occupandosi nel frattempo di lavori anche nella chiesa parrocchiale, per poi istituire una confraternita dedicata al santo calabrese Francesco di Paola, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Il santuario si raggiunge grazie ad un percorso acciottolato a zigzag, originariamente punteggiato da 6 cappelle, che con la chiesa facevano memoria delle 7 chiese di Roma. Negli anni 30 dell'Ottocento sono state poi aggiunte altre edicole a comporre il tradizionale percorso della Via Crucis. Raggiungere il santuario è vivere l'esperienza dell'ascendere, di salire verso il sacro, ma oggi è anche un'occasione imperdibile per prendere gradualmente visione di questo straordinario territorio, la cui storia è antichissima. Caratterizzata da un ambiente palustre e di torbiere, vanta ritrovamenti di tronchi fossili di 15.000 anni fa e un villaggio palafitticolo del Neolitico, databile tra 6.000 e 3.500 anni fa, oggi ricostruito come parco archeologico didattico Il Livelet. Ma è l'intero borgo a conservare un sapore d'antichità. Le ripide stradine sono lastricate con ciottoli e con pietra spacco del Visentin. Le abitazioni sono raccolte in cortili, hanno facciate caratterizzate dal piol, il ballatoio in legno con scala esterna, spazi importanti a supporto dell'agricoltura di sussistenza di queste terre, dove ad esempio si essiccavano le pannocchie. Il sagrato della chiesa, il Col della Spina, i cortili, la riva del lago, ecco i luoghi dove si svolgeva la vita di un tempo. Su tutti va ricordato l'ottocentesco lavatoio delle Lame. Una tettoia sostenuta frontalmente da colonne protegge la lunga fontana. All'esterno una grande vasca ovoidale realizzata nel 1892 è adatta per fare il bucato. Questo era un vero privilegio per le donne di Revine che non dovevano recarsi sulle sponde, a volte fangose, del lago per lavare i panni. Una struttura rustica che non manca però di eleganza, realizzata con la pietra bianca locale, tale da inserirsi perfettamente nel paesaggio. Un luogo di lavoro, di freddo e di geloni alle mani, ma anche un luogo imprescindibile della socialità femminile, dove recarsi per sapere e far sapere, caratterizzato da un suo paesaggio sonoro, rumori di secchi che si riempiono, ma poi chiacchiere, risate squillanti, canti per accompagnare ritmicamente lo sciabordio e lo sbattere dei panni.
Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Chiese missionarie, Igrejas em Missão. È un po' di tempo che non ci ritroviamo perché la nostra ultima puntata è stata alla fine dell'anno, ma abbiamo avuto tutto un tempo di preparativi pasquali, esperienze varie che sono avvenute e ci hanno portato oggi a riprendere il contatto con i nostri fratelli della diocesi di Livramento e quindi facciamo subito il nostro saluto, portiamo il nostro saluto a Don Paolo e anche, come vedete, insieme a lui quest'oggi c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Corrado. Allora, come state? Benvenuti, come state? Bene, grazie, grazie. Bene, Sua Tutto Eccellenza? bene, grazie. Ecco Paolo, molto bene. Siete belli, bellissimi. Com'è lì il tempo? Dai, cominciamo dalle cose semplici, poi andiamo nelle cose più strutturate. Sta arrivando l'inverno, che comunque è sempre bello caldo, anche l'inverno, non ci lamentiamo. La, la nostra città incomincia i festeggiamenti per il mese di giugno, festeggiamenti grandi, grandi per la festa di San João. È un tempo di festa per la città, molto bello, molto bello. E anche un po' di confusione perché le strade chiuse, aprono così. Però stiamo bene, contenti. Si vede, avete proprio due volti solari, questo è molto bello, tutti e due, che bello. Siamo contenti di ritrovarvi. Allora, oggi nel nostro quarto appuntamento abbiamo un po' scelto insieme di condividere le nostre esperienze reciproche di chiese sorelle sul tempo di Pasqua che è appena trascorso, un po' fare un bilancio su come è andata e raccontarci com'è stata questa esperienza. E quindi aprirei subito un po' una conversazione con Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, se ci racconta come la diocesi di Livramento ha vissuto la Pasqua, i preparativi, quindi il tempo di Quaresima, la Pasqua e poi il tempo dopo il momento della Pasqua, quindi quello che è stato vissuto fino ad ora. Beh, il tempo di Quaresima e conseguenza anche la Pasqua è con mia positiva sorpresa, è un tempo molto, molto sentito. Nella diocesi fondamentalmente ci sono alcune iniziative che riguardano l'intera comunità diocesana. Quella più significativa durante la Quaresima è la campagna di fraternità. È un'iniziativa che riguarda tutto il Brasile, ma che poi viene tradotta concretamente nelle singole diocesi. Il tema, perché ogni anno ha un tema particolare, che è un tema che riguarda la situazione sociale del Brasile, che impegna tutte le diocesi a riflettere e anche a agire in riferimento questa situazione. Il tema di quest'anno, che è scritto in questo libretto che è stato diffuso è fraternità e alloggio, moradia significa alloggio, e riguarda l'annoso e grave problema dell'abitazione, che a dire il vero nella nostra parrocchia non è così disastroso, ma in altri luoghi del Brasile, pensiamo alle famose favelas che sono le periferie delle grandi città, a cominciare da San Paolo, ma venendo anche a Salvador, che è la capitale dello Stato in cui ci troviamo, costituiscono una piaga veramente grave. Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto anche noi questo impegno della carta della campagna di fraternità, sensibilizzandolo nelle varie celebrazioni eucaristiche o di formazione della catechesi. Quindi è stato un impegno costante nella Quaresima in tutti i momenti celebrativi e formativi. Questo è stato un'iniziativa che ha caratterizzato tutto il periodo di Quaresima. Contemporaneamente nella diocesi un altro momento forte è stato la celebrazione della messa del Crisma, che qui a Livramento non viene celebrata il
giovedì santo, ma anticipatamente in una delle parrocchie della diocesi, e anche quest'anno è stato così. Tutti i sacerdoti, naturalmente accompagnando il vescovo, si sono recati in questa parrocchia con un grande afflusso di gente e di persone da tutta la diocesi che ha partecipato solennemente a questa Santa Messa del Crisma, che ho capito essere un appuntamento diocesano particolarmente sentito, vissuto in maniera molto convinta e positiva, un momento forte della Quaresima. Queste sono state le due iniziative generali che hanno caratterizzato tutta la diocesi e che, specialmente la prima, poi sono concretizzate ovviamente nelle singole parrocchie. È molto interessante questa idea di collegare a un tema sociale, no? La Quaresima, questo è molto interessante. E d'altronde anche nella nostra diocesi noi viviamo quella che si chiama la Quaresima di Fraternità, che però, come dire, è più legata alla dimensione dell'animazione missionaria, però fa riferimento anche qui alla possibilità di venire incontro a delle fatiche inerenti o legate a chiese che sono più in difficoltà, per cui noi l'associamo in genere a dei progetti di solidarietà abbastanza strutturati e quindi finalizzati proprio a sollevare situazioni di fatica. Quindi anche qui c'è un impegno sociale un po' più legato alla globalità, diciamo così, più che alla diocesi, all'intradiocesi, quindi anche questo è molto bello. E qui in Italia, voi sapete, qui in diocesi di Vittorio Veneto abbiamo accompagnato la Quaresima con il libretto Sappiatevi amati, che è il libretto prodotto certo dal centro missionario ma ha una valenza diocesana, viene diffuso in tutte le parrocchie e offre uno spunto. Quest'anno ha preso come spunto la Dilexi Te, che è l'ultima nota del nostro, la prima diciamo lettera del nostro nuovo Papa, scusate, che tra l'altro abbiamo accompagnato in quest'anno, in questo suo primo anno di vita insieme a noi. E tra l'altro la Dilexi Te è proprio un'enciclica particolare, attenta al cuore, all'amore, ma in particolare anche ai poveri, quindi proprio alle fatiche degli ultimi. Chiederei adesso a Don Paolo, padre Paolo, di invece dirci com'è stata in Tagnassù. Sì, faccio confusione, Paolo, perché tra padre che si dice qui, padre, dom per dire vescovo, ogni volta vado in confusione, devo riconnettermi, sono sempre io. Però Paolo, raccontaci a Tagnassù invece la parrocchia, le varie comunità, come hanno vissuto questo tempo? Beh, il tempo quaresimale vissuto qui è stato intenso perché abbiamo offerto la possibilità a tutte le messe celebrate nella chiesa matrice ma anche nelle comunità, sempre mezz'ora prima, 40 minuti prima, la presenza o del parroco o del vescovo Dogorado per la possibilità delle confessioni, che io dico che anche le persone hanno approfittato della presenza dei preti per poter confessarsi e prepararsi bene. Non manca ogni anno la grande celebrazione penitenziale, è fatta nella chiesa matrice, dove c'è una celebrazione per la confessione, e anche noi andiamo ad aiutare le altre parrocchie vicine per le confessioni della chiesa matrice, momento penitenziale forte. Poi progetti, soprattutto lo studio, la riflessione nei vari, nelle comunità, nei quartieri delle comunità, della carta della fraternità sacerdotale, appunto quest'anno sulla riflessione sulla moragia, sull'abitare, che di maniera autonoma fanno le varie comunità e i vari quartieri, si ritrovano, pregano, leggono, si confrontano, parlano per tentare anche di apprendere uno stile di vita diverso, più cristiano. Quest'anno una novità è che il ricavato della campagna della fraternità, il 40% va alla Chiesa del Brasile, il 60% resta nella diocesi, perché il vescovo diocesano apre, e anche quindi nelle parrocchie, apre la Caritas diocesana, che ancora non esisteva
e è una cosa nuova di questo anno. Il Vescovo ha pensato di cominciare questa attività della Caritas diocesana con questo piccolo fondo che è raccolto dalla campagna della fraternità, e anche noi la parrocchia abbiamo scelto 2 persone che sono andate al primo incontro e ci stiamo mettendo in atto per aiutare a un'abitazione buona, precisa, serve anche un gruppo, la Caritas, che aiuti cristiani e non cristiani a raggiungere questa nuova abitazione, no? E così stiamo in cammino con questo progetto. Ancora noi italiani lo conosciamo, ma per loro qua in Brasile è una cosa nuova, meglio per la nostra diocesi, perché nella chiesa del Brasile c'è la Caritas, la nostra diocesi sta facendo il passo, è molto bello questo momento. È interessante questo frutto, no? Noi diamo per scontato che certe realtà siano così diffuse ovunque, in realtà non è così. Anche alcune semplici attività associative che noi abbiamo frequenti, pensiamo agli scout, pensiamo in realtà, nella realtà, non in tutta la realtà brasiliana esiste in modo diffuso come nelle nostre comunità. C'è un altro stile, un'altra modalità di vivere comunque l'aggregazione, la fede, e la dimensione di Caritas mi rallegra perché questo ci permetterà magari in futuro, chi lo sa, di mettere in collegamento anche la nostra Caritas con la Caritas diocesana per creare nuove fratellanze, nuovi contatti, anche una rete consistente e sostenuta. Quindi bello. Mi sento di precisare L'altro Vai. grande momento della Quaresima è stata la Settimana Santa, Maria Grazia. Momento, cominciando con la grande celebrazione delle Palme in tutte le comunità. La messa dove c'era il prete, ma le altre hanno fatto la celebrazione delle Palme presieduto dai ministri. Tutti hanno cominciato con la Domenica delle Palme e hanno vissuto bene il Triduo Pasquale. È un momento che preparano, che vivono, momento importante della Pasqua, che le comunità vivono di maniera partecipativa, qua nella Chiesa Matrice molto, ma anche nelle altre comunità, e veramente è stato bello celebrare i giorni santi insieme con le nostre comunità, dove almeno io respiro che c'è un desiderio, ecco, di incontrare Dio, di essere liberati e di fare esperienza di vita nuova. Il Triduo si è, diciamo, celebrato nella chiesa matrice, giusto? Quindi a Tagna Su. E le No, comunità tutte le convergevano? comunità, Come funziona? tutte le comunità celebrano il Triduo. Quando c'è il prete è con la messa, se no le comunità si arrangiano, In c'è il autonomia. ministro della comunità che celebra la liturgia del Triduo. No, tutte come si chiama, la lavanda dei piedi, il bacio della croce e la notte della Pasqua col cielo pasquale, sì. È bello, molto bello. Molto bello. Quindi voi siete rimasti, avete girato qualche comunità in particolare, anche non so, Sua Eccellenza, avete colto qualche particolare che vi ha colpito? Noi abbiamo servito di più la chiesa matrice e la comunità di Sussuarana. Il vescovo andava a Sussuarana, io nella chiesa matrice. Però il giorno di Pasqua abbiamo celebrato la messa di Pasqua anche in altre comunità, non solo nella chiesa matrice e nella comunità di Sussuarana, ma anche in altre comunità più piccole. Sì, così. Avete qualche aneddoto, qualche particolare storia che vi ha colpito, qualche relazione, qualche evento significativo del Triduo che vi ha un po' toccato? Io posso dire che mi ha colpito particolarmente la celebrazione del Giovedì Santo sera con la lavanda dei piedi, fatta con molto ordine, con molta calma, ma anche le altre celebrazioni, proprio celebrazioni che sono anche complesse, ma svolte in maniera ineccepibile. Mi ha proprio positivamente colpito questa precisione, questa dignità celebrativa della liturgia, almeno nella comunità dove sono andato. Io sono andato nella comunità di Sussuarana, ma penso che la stessa cosa sia stata qui dove è celebrato Don Paolo, a Tagna Su. Possiamo dire che c'è un'intensità, ecco, in questi momenti, c'è un'intensità, la gente sceglie, vuole partecipare e viene e partecipa con profondità. Dopo ci sono, per esempio qua nella chiesa matrice c'erano i bambini con le candele,
per la processione, sai come sono i bambini, fanno le loro robe, ma soprattutto anche lavando i piedi questi uomini di età diverse, giovani, anziani, che noi, almeno dove ero io cappellano, erano più bambini che facevano lavanda dei piedi. Vedere gli uomini che fanno lavanda dei piedi è un segno molto forte, anche di gente che conosci, che fa il muratore, gente che conosci, che vedi nella strada e che dici, guarda qua, è lui oggi. No, è un momento molto intenso. Sicuramente dopo il Venerdì Santo, il bacio della croce, come da noi in Italia, la gente viene per vivere questo atto di adorazione con fede, è un momento importante, un momento bello, un momento bello. Bello. È stato bello vivere la Pasqua anche quest'anno. Bello. Allora, per i brasiliani che ci stanno ascoltando, raccontiamo anche un po' che cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto qui nella nostra diocesi, quindi anche qui c'è una forte, no, concentrazione nelle parrocchie di vita, e anche per il nostro tempo è un momento di discernimento. Insomma, noi in genere lavoriamo meglio, attiviamo delle riflessioni relative alla conversione, e il Papa ci ha aiutato con una lettera dedicata proprio 3 parole, ha usato: conversione attraverso digiuno, l'ascolto e il farlo insieme, quindi la cooperazione, la condivisione. E queste 3 parole hanno accompagnato questo tempo. Io sono rimasta piacevolmente colpita perché, per esempio, noi abbiamo questo calendario quaresimale per cui ogni giorno c'è un brano, viene richiamata, c'è una paginetta dove si richiama il Vangelo del giorno, un piccolo accenno alla Dilexit e una preghiera finale. E abbiamo da quest'anno utilizzato, da qualche anno insomma, stiamo utilizzando la modalità WhatsApp, quindi tutte le mattine mandiamo un messaggio alle persone. Quest'anno abbiamo raggiunto con queste allora, solo io personalmente ho raggiunto più o meno 700 persone, ma a loro volta queste persone postavano, comunicavano, e questo nuovo stile, anche se vogliamo, no, di trasmissione del Vangelo, di evangelizzazione, che è più che altro legata al web ovviamente, però è stato molto sentito. Ecco, le persone aspettavano il messaggio per poter sintonizzarsi e ascoltare la parola. Questo è molto bello, non è, insomma, dire, non è scontato, perché noi viviamo in un tempo dove abbiamo tutto, dove abbiamo bisogno anche di staccarci dalle cose materiali e recuperare la dimensione più spirituale e di contatto con Dio. E abbiamo bisogno anche del contatto con altre chiese che magari non hanno le stesse opportunità e che ci insegnano, no, a recuperare il senso profondo delle relazioni, il senso profondo della vita, ritornare ai valori basici, quelli che sono quelli evangelici, del Vangelo, dell'amore, della condivisione, dello stare insieme senza giudicarsi, senza criticare, proprio senza sparlar male della gente, insomma, quindi proprio nella semplicità della fraternità. E io spero proprio che la Quaresima possa aver avuto un po' di respiro anche in questo senso. Quindi voi l'avete sentita questa cosa laggiù? Come l'avete sentita voi la Quaresima, o meglio il tempo di Pasqua italiano lì in Brasile, per esempio? Avete avuto qualche percezione, feedback? Beh, io ero uno dei 700 che riceveva il tuo messaggio, Maria Grazia, ecco, ogni mattina. Anche Don Corrado. Anche Don Corrado. Anch'io. Abbiamo accompagnato questo momento. Dopo, devo dire la verità, di altre cose vissute in Italia del tempo quaresimale di Pasqua, già andare dietro quello che abbiamo da fare qua è sufficiente, ma non sempre c'è. Però ogni tanto quando qualcuno chiama, scrive, dice come sta andando, così, e mi è arrivato anche da qualche altro il tuo messaggio, sì, non solo tu me lo mandavi, qualcun altro me lo passava per dirmi: guarda, sto facendo questo ogni giorno. Vedo che questa modalità del messaggio con un pensiero, di riflessione, una parola del Vangelo, anche qui in Brasile è vissuto da molti. Ci sono persone che lo fanno liberamente loro, condividono ogni giorno con gli altri, ma ci sono anche dei messaggi che arrivano. È una modalità che sta. Io penso che sia anche bello. Tante persone scrivono tante cose in internet, ricevere
una parola di Dio e un pensiero luminoso è meglio, cioè, non è che cambia il mondo, però mette in atto pensieri e sentimenti buoni, che dentro tanti altri pensieri brutti, secondo me, aiuta, ecco, aiuta. Mm. Grazie, mi hai fatto venire in mente che effettivamente il messaggio raggiunge molti popoli perché essendo un po' legata alle missioni arriva in Mozambico, arriva in Congo, arriva un po' a tutti i contatti che abbiamo, quindi si diffonde. Mi ricordo che c'è un vescovo del Mozambico, Padre Osorio, che noi abbiamo conosciuto come Padre Osorio, che ora è vescovo, che mi dice mandameli, che così li traduco in portoghese e poi li diffondo nella mia diocesi. Quindi voglio dire anche piccole perle che aiutano noi fratelli, no? Perché dobbiamo ricordarci che la nostra Chiesa è unica, non è che c'è o Vittorio, o Livramento, c'è il Mozambico, Maputo, siamo un'unica Chiesa, siamo un unico corpo in Gesù. Gesù non ci vuole separati, lui ci pensa tutti uniti e per questo ha senso anche la condivisione tra chiese, che non è semplicemente un ti do qualcosa, è che noi siamo veramente come una mano e un piede nello stesso corpo, quindi non possiamo vivere separati e penso che la nostra esperienza missionaria ci aiuti, ci debba aiutare in questo senso a vivere intensamente questa unità, perché l'unità significa che se tu stai male laggiù, anche io sto male qua giù, non è solo prendo le mie cose in più e te le mando perché tu non le hai, no, è una cosa molto più profonda, parlando dal punto di vista della spiritualità. Cosa ne pensate? Beh, sicuramente la missione è vivere insieme, condividere la vita, aprirsi a vivere una fraternità diversa. Dovrebbe essere questo sentimento, se c'è una parte della Chiesa o anche un'umanità che soffre, io devo sentire questo sentimento. Come al contrario, c'è una parte che sta nell'allegria, io vivo dall'allegria della Chiesa. Sai, questo che stiamo preparando adesso, non so, io anticipo un momento, ma l'interscambio che vivremo tra la Chiesa, tra i giovani della Chiesa brasiliana e i giovani della Chiesa di Vittorio Veneto, un po' realizza questo sentimento di vivere questa realtà, questa realtà della missione, no? Del vivere insieme. Preparando i giovani che verranno in Italia per fare un'esperienza missionaria, io che avevo fatto l'esperienza missionaria organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto in Africa, è molto diversa perché dall'Italia vai in Africa, è un ambiente più povero, è un ambiente che tutti dicono che ha bisogno, ma dei brasiliani che vengono nella Chiesa italiana, no? Che non è un ambiente povero, non è un ambiente che diciamo noi ha bisogno. Qual è l'aspetto missionario? L'aspetto missionario che si manifesta è proprio questo, vivere insieme, no? Vivere una fraternità come quella che ha fatto Gesù, che ha lasciato venuto dal cielo per vivere con noi e tornare il nostro fratello. Preparando questa esperienza missionaria che vivremo prossimamente in agosto, sempre più sto maturando questa idea. La missione è realizzare una fraternità dove tutti possono scoprire di essere figli e fratelli, figli di Dio, fratelli tra di loro in Gesù. Grazie Don Paolo perché hai proprio aperto l'argomento prossimo. Ah, Sua Eccellenza, anche lei vuole dire un pensierino, mi ci Sì, terrei. volevo fare un piccolo passo indietro quando parlavi del rapporto come Quaresima, Pasqua tra le due chiese. Anch'io posso dire non aver seguito chissà che cosa, però un piccolo fatto che mi ha colpito. E abbiamo mandato un breve messaggio di saluto, di augurio pasquale che è stato letto perché fosse letto nella Santa Messa del Crisma il giovedì santo mattina. E era una cosa che si faceva anche negli altri anni e abbiamo fatto anche quest'anno e mi ha colpito il riscontro che ne ho ricevuto. Molte persone, preti ma anche laici, che hanno partecipato alla Messa del Crisma mi hanno scritto gli auguri di Pasqua facendo riferimento a questo saluto
che è una cosa molto semplice, formale, potremmo dire, che invece realizza una comunione più forte di quello che io pensavo, che fa sentire come la fraternità sia qualcosa che supera le distanze e che mantiene un legame al di là appunto della distanza geografica. E la cosa mi ha colpito perché fondamentalmente quello che stiamo realizzando con l'interscambio che stiamo vivendo tra le diocesi di Vittorio e di Liberamento non è, per essere realistici, non è chissà che cosa, una missione ad gentes, eccetera, eccetera. No, è una semplice presenza piccola, ma che realizza una comunione fra chiese e che apre lo spiraglio, una piccola finestra su una realtà molto, molto, molto importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è semplicemente una stanza chiusa, la Chiesa è un luogo universale, di apertura universale. Questo respiro universale che deve caratterizzare la nostra Chiesa non è solo uno sforzo che dobbiamo fare per essere più bravi, ma è un segno di speranza, è un segno che ci dà luce, ci dà forza e a volte può anche aiutarci a superare gli scoraggiamenti, i momenti bui che possono venire guardandoci attorno nel nostro piccolo realtà. La Chiesa è più grande, il respiro è universale e pertanto c'è un motivo per continuare a credere, a sperare, ad amare, un cuore che si apre a tutti. Credo che questa sia una dimensione molto bella e molto importante da mantenere sempre viva. Infatti è su questo valore profondo che si poggia l'esperienza che stiamo cercando di mettere in piedi con un sacco di dinamicità con Don Paolo per quest'estate, perché quest'estate proprio un bel gruppo di 20 persone, tra cui Don